ora in onda Potere al Popolo. Si ritorna da studio, ancora al buon mattino, sono Sammy Varin, questa è RL, Radio Libertà. Libertà anche di intervenire a questa radio inviando un messaggio WhatsApp al 340 6709 659 in qualunque momento del giorno o della notte, inviando un WhatsApp al 340 6709 659. Ci appare direttamente nel computer della diretta, il primo speaker, il primo giornalista che arriva ve lo legge e questa si chiama davvero libertà. E prima di mezzogiorno avremo modo di leggerne parecchi di messaggi. Molti vertono proprio sulla manovra, entrata ormai nella fase calda, è scaduto il termine per la presentazione delle proposte di modifica. Cosa si muove? Andiamo in Parlamento. Qui Parlamento. E grazie per essere con noi al senatore della Lega Massimo Garavaglia. Ciao Massimo! Buongiorno Sammy, sempre un piacere. Il piacere mio, vecchio amico ancora dei tempi di Radio RPL, di Radio Padania e di tante manifestazioni e tanti palchi insieme. Presidente della Sesta Commissione Finanze e Tesoro, soprattutto uno che mangia pane e finanza ed economia ormai da qualche tempo. Massimo, è scaduto il termine per la presentazione delle proposte di modifiche della manovra, mentre la sinistra continua a dire che aumentiamo le tasse. Naturalmente dobbiamo riconoscerlo, aumentiamo le tasse. C'è una tassa in più a quanto pare e chi lo sa, la tassa sull'oro, così la mettono i quotidiani quest'oggi, che però è una buona notizia, cioè una tassa è una buona notizia. E prima di tutto, secondo te sarà confermata? Perché si potrebbe prevedere un gettito di 2 miliardi che magari potrebbe allungare un attimo la copertina della manovra. Poi ci sono anche gli affitti brevi, le merci cinesi, le cartelle esattoriali, tutto questo tra le proposte appunto che stanno bollendo in pentola e che poi bisogna certamente esaminare. Cosa si muove, Garavaglia? Ma allora, io faccio come sempre il politicamente scorretto. Secondo me si muove poco o niente, ma è bene così. Mi spiego. Normalmente quando inizia la legge di bilancio ci si concentra tutti sugli emendamenti, si fa una enorme discussione sugli emendamenti, che sono delle piccole modifiche, e poi alla fine tutto il dibattito va su quelle 2 o 3 modifiche che sono passate e ci si dimentica la sostanza. In questo caso invece è più importante la sostanza di qualsiasi modifica che eventualmente verrà fatta. Mi spiego. Un'obiezione che sentiamo spesso dalla sinistra è che una manovra di solo 18 miliardi e mezzo. Vabbè, 18 miliardi e mezzo su 2.200 di PIL, questo è il fatturato, diciamo così, della nazione Italia, è oggettivamente poco. Ma fossero anche 50, sarebbe comunque oggettivamente poco. Cosa sono mai 50 miliardi su 2.200? Perché questo è il punto. Una manovra finanziaria incide in maniera relativa sull'economia reale. In questo caso invece questa manovra finanziaria è storica e incide in maniera enorme sull'economia reale. Perché? Perché raggiungiamo il risultato storico di scendere sotto il 3% del buco entrate e uscite e quindi uscire dalla procedura di infrazione. Questo è un risultato storico che ha degli impatti enormi sull'economia reale. 2 in particolare. Il primo, che è banale, risparmiamo decine di miliardi di interessi sul debito, avendo debito grande, dei tassi di interessi, ha un vantaggio enorme. Parliamo di decine. Quindi in pratica ci siamo portati a casa un'altra manovra gratis, senza fare niente, solo di risparmio e di interessi. 2, l'effetto è anche sull'economia reale e sul settore privato. Perché? Perché si riduce lo spread, si migliora il rating dell'Italia. Abbiamo visto, c'è stata la promozione in classe A di una prima agenzia di rating, seguiranno altre,
seguiranno altre promozioni, ma la promozione del sistema Italia, dell'Italia, ha trascinato la promozione delle banche e delle grandi aziende. Risultato, banche e grandi aziende che possono fare provvista, cioè raccogliere denaro a costo più basso e quindi vendere denaro o utilizzarlo, se sono aziende, a costo più basso. E questo ha vantaggi per i cittadini, mutui bassi, per le imprese debito a costi inferiori e maggiore debito disponibile per l'economia reale. Queste due cose impattano infinitamente di più di qualsiasi potenziale misura prevista in manovra o anche modifica prevista della manovra. Quindi diciamo non prevedi scassinamenti pazzeschi per questa manovra, anche perché appunto i saldi devono essere quelli e questa cosa sull'oro che tanto oggi viene dibattuta sui quotidiani è una buona o una cattiva notizia? Ma allora, secondo me non andrà da nessuna parte, perché è una cosa molto difficile e ha anche dei risvolti non necessariamente positivi. Per cui penso che sia come uno che venga messi e poi non vada da nessuna parte. È normale in questa fase che la comunicazione si concentri su qualcosa che possa fare il titolo. Tant'è che è mia sana abitudine leggere i giornali una volta alla settimana, la domenica, e così tu leggendoli solo la domenica c'è il filtro di tutto quello che si è autoeliminato durante la settimana e quindi guadagni tempo e vai alle cose importanti. Capisci che se fosse per Garavaglia le nostre rassegne stampa fallirebbero tutte quante, ragazzi, non ci sarebbe nessuno ad ascoltarci. No. Non fate come Garavaglia. Non è vero, Sammy, perché già voi evidenziate le cose importanti. È vero. Mentre banalmente di un quotidiano veramente ti restano 2 o 3 articoli importanti, il resto si autoelimina in un paio di giorni. E capisci perché poi ormai non li compra quasi più nessuno. Però il bello delle nostre rassegne stampa, sai Massimo, proprio che andiamo a cercare quelle notizie non evidenziate, no? Quelle cosettine Bravo. messe in un riquadretto che però hanno un importante significato per noi. Io conoscendo perfettamente l'ascoltatore tipo di Radio Libertà, so che cosa cerca e so che quel giornale ne parla, ma lo nasconde, lo mette in un riquadrino, lo mette in un certo modo, capito? E Per vai. esempio, una bella notizia che è uscita è una cosa importante, 2 cose importanti. Secondo me, uno è che Giorgetti ha messo il veto a Bruxelles sulle nuove follie del Green Deal, cioè adesso basta nuove tasse per questa follia del Green Deal. 2, la tassa giustissima sui piccoli pacchi. Allora, sono 4,9 miliardi i piccoli pacchi che arrivano in Europa all'anno. Poi ci parlano di Green Deal. Allora, adesso va bene tutto, ma se uno ha finito il dentifricio e compra il dentifricio su Amazon e gli arriva il furgone, santa pace, poi parliamo di inquinamento, anche lì bisogna fare come coi giornali, uno fa la lista e una volta alla settimana fa girare il furgone. Ecco, questa, oltre a essere una cosa equa dal punto di vista ambientale, va a colpire soprattutto le piattaforme cinesi che ci stanno invadendo di fuffa a basso prezzo. Questa è una notizia, secondo me, molto... Capito la rassegna stampa di Massimo Garavaglia senza leggere i quotidiani, perché arriva proprio dall'interno, notizie genuine. Grazie Massimo davvero per questa chiacchierata. Grazie a te, a presto e un saluto a tutti. Qui Parlamento. Al Senato Massimo Garavaglia. Da oggi finisce il periodo di trasmissioni sperimentali a colori e inizia quello delle trasmissioni regolari, come deciso dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni. Cambia il giorno, cambia l'orario per la nostra Gabriella Monti con Mi ritorni in mente ogni mercoledì dalle ore 15 solo su Radio Libertà. Bacini, bacetti, baciotti. Signorina, kiss me goodnight.
Lo amiamo Garavaglia. 11:13, attenzione che tra poco arriva la Soldani e ci fa bloccare su tutti i social. Intanto un giro di WhatsApp al 34067096659. Bravo! Sti cavolo di genitori che abdicano al loro ruolo nell'educazione dei bambini vanno scossi. Che società di rammolliti. E ancora, non servono nuove leggi, ma nuovi e migliori giudici che non rimettano in libertà gli accoltellatori e quelli violenti della sera. È vero, alla fine stanno governando loro, il governo dei giudici. Contenere i pedaggi, ci scrive Felice, vale per tutti i concessionari? C'è un motivo per cui la tratta Novara Est Milano Ghisolfa 35 km costa 6,90 €, quasi il doppio di Aspit? Punto di domanda. E ancora, certo, la rassegna stampa di Kainarkar è anche quella di un altro livello, ma il personaggio che ha lasciato il vuoto è Pellegrin, chissà come mai se n'è andato. Caro mio, perché purtroppo tutto passa e non è più in squadra con noi, capisci? Nella vita tutto passa, un giorno accendete, non ci sarà più neanche Sammy Varin e dici, oh cacchio, e adesso? Yeah! Grandi feste! E ancora, stiamo tranquilli, assolutamente sì, e probabilmente non intendeva per me che faccio la rassegna stampa, che sono poco tranquillo. Biologico, ma va a cagare, scusate la volgarità, ma si parlava chiaramente di cessi d'oro, quelli che qualcuno gli hanno trovato anche le mazzette di soldi all'amico di Zelensky, ma l'avevamo sempre previsto. Noi dobbiamo aprire un ufficio di cartomanzia e diciamocelo, dai, è inutile fare radio, facciamo i cartomanti. Ancora, ieri dal grande Cainarca c'erano il grande Max Del Papa, il grande Andrea Lombardi e Massimiliano Capitanio, certo, vero, e complimenti naturalmente ad Andrea Lombardi che fa anche lui una bella controinformazione. E ancora, e adesso tutti che vogliono comprare l'olio di Acerbis, ma minimo, ma fatelo, regalate qualcosa per Natale di utile, il buon olio. Ma riguardo la nuova rottamazione delle cartelle, perché non estenderla ai carichi affidati fino al 31/12/24? Attualmente chi ha ricevuto una cartella formata e notificata nel 2024 sarà tagliato fuori. Bisogna dare a tutti la stessa possibilità per mettersi in regola. Assolutamente sì, e speriamo che tra gli emendamenti ci sia qualcuno che ci ascolta. Ancora messaggi WhatsApp, c'è anche un messaggio audio, cosa dirà mai? Sentiamolo sul cursore. Ciao Sammy, Uè. volevo solo dire che se Matteo Renzi dice che Vanacci ha fatto una figuraccia, è pura verità, perché se c'è uno che di figuracce se ne intende è proprio Matteo Renzi, Ciao Sammy, ciao. Diciamo che siamo un po' tutti abituati a fare delle figuracce, poi Vannacci ha detto la battuta che è stata scelta la Diop solo per il colore della pelle, io aggiungo mica solo per quello, anche per altri motivi, perché comunque sa giocare a scacchi, perché ha distribuito gli assorbenti, perché si è battuta per la carriera alias, mica robe da nulla. Silenzio assoluto, signori, è arrivata Chiara Soldani. Ciao Sammy, ben trovato e un saluto a tutti gli ascoltatori. E certo, perché adesso non ci sentiranno più. Se sentite Radio Libertà dai social, quando parla la Soldani si ammutolisce tutto quanto. Fa niente, Chiara. Io ti perdono perché dici cose sempre belle e potenti. Partendo, immagino, dalla cronaca dei Maranza, con l'ultimo stupro a Firenze, la moschea abusiva in Brianza, le bambine velate di Bruxelles, il capotreno pestato dal nigeriano, ragazzi. Vediamo da dove parte. Chiara Soldani, a te. Grazie Sammy. Sarebbe il caso di dire allora la voce del silenzio, perché effettivamente la censura è sempre molto frequente. Vai con Dion Warwick. Allora il nostro regista Simone cerca il pezzo di Dion Warwick, la voce del silenzio. Vai Chiara, Fantastico. vai.
fantastico. Quest'oggi stranamente, Sammy, non parleremo di Milano, cosa assai strana, perché sappiamo che poi la cronaca milanese purtroppo ci offre sempre degli assist veramente atroci, perché in questo caso chiaramente facciamo cronaca, controinformazione e parliamo sempre di quegli argomenti molto scomodi, spinosi, che però sono estremamente pragmatici, perché un conto è parlare di massimi sistemi, un altro è parlare di questioni che possono potenzialmente, questo ci spaventa ancora di più, riguardare ognuno di noi, perché chiaramente è una città, poi Milano, che viviamo in maniera molto assidua, molto frequente, ma sono problematiche che in realtà a macchia d'olio si estendono nelle grandi ma anche nelle piccole città. E allora ricordiamo prima di tutto, a proposito chiaramente anche di una delle battaglie più importanti, sposata principalmente dalla Lega, quindi bisogna sempre sottolineare anche il coraggio, soprattutto di affrontare argomenti molto pericolosi che espongono direttamente gli stessi politici a dei pericoli, dei rischi. Io penso subito ad Anna Cisint e a Silvia Sardone, che sono due donne estremamente coraggiose, perché sono le uniche che parlano di islamizzazione, di pericoli oggettivi e soprattutto di questioni che riguardano proprio le nostre dirette città. E Sammy, ricordiamo quindi una data terribile, quella del 13 novembre 2015, l'attentato terroristico al Bataclan, dove ci sono stati tantissimi morti, soprattutto giovani, ragazzi che sono stati unicamente colpevoli di aver voluto vivere una serata diversa, spensierata, tranquilla ad un concerto, e che hanno appunto perso la vita in una maniera veramente ingiusta. Visto che poi molto spesso si dice che ci sia del razzismo, no, nei confronti comunque dei musulmani, diciamo che non generalizziamo. Prima di tutto chiaramente non sono tutti attentatori, non sono tutti integralisti, potenzialmente assassini e kamikaze e quant'altro. Però quando si parla di islamizzazione, di questi pericoli e di eccessiva libertà che viene loro concessa, chiaramente noi abbiamo anche l'occhio e l'orecchio sempre rivolto a questioni e a date come quella appunto del Bataclan, che ci riportano effettivamente ai pericoli oggettivi di queste derive appunto di matrice religiosa integralista. Ma partiamo con ordine, riavvolgiamo un po' il nastro. E cosa è successo questa settimana? In questi ultimi giorni c'è stato un altro episodio gravissimo, stavolta però a Firenze. Ci troviamo nel cuore della città, uno stupro ai danni di una 35enne ad opera, purtroppo quasi sempre così, di due extracomunitari. Cosa succede? L'8 novembre, 4 del mattino circa, in pieno centro, come dicevo, in piazza San Pancrazio, questa donna viene aggredita e soprattutto viene violentata da un 26enne egiziano e da un 32enne marocchino, che fortunatamente sono stati identificati e arrestati sabato mattina, ma che erano ovviamente anche loro tranquillamente a piede libero, accusati di violenza sessuale di gruppo appunto nei confronti di questa donna che appunto è stata purtroppo colpita da questo episodio straordinariamente grave, verso la quale chiaramente è scattato poi il codice rosa, prassi che si verifica ogni qualvolta purtroppo si verificano appunto episodi di questo tipo. Il GIP ha parlato di soggetti privi di scrupoli, se lasciati liberi i due possono commettere gravi delitti dello stesso tipo, e quindi ovviamente soprattutto noi donne, lo ripetiamo sempre, ci sentiamo molto molto insicure, a prescindere dall'orario, dal luogo, se sia una zona centrale o meno della città, ci sentiamo insicure, e chiaramente le lacune sul fronte sicurezza sono quelle che da comuni cittadini ci preoccupano e spaventano di più, e quindi bisogna tantissimo lavorare su questo fronte. Abbiamo detto anche settimana scorsa, insomma, staremo a valutare e a vedere quelle che saranno poi le conseguenze, auspichiamoci positive, del decreto sicurezza, con l'incremento delle pattuglie. Chiaramente vedere sempre più pattuglie, forze dell'ordine nelle nostre città è anche un motivo, psicologicamente parlando, di maggior serenità e sicurezza per tutti quanti noi, quindi staremo a vedere ovviamente quanto accadrà. Questo è un episodio incredibilmente grave, pericoloso, condannabile, ma purtroppo molto molto frequente. Moschea abusiva in Brianza. Diciamo che noi abbiamo un'immagine della Brianza ben diversa rispetto a quella appunto di islamizzazione, macellerie halal e quant'altro, ma evidentemente insomma così non è, perché come dicevamo a inizio collegamento effettivamente c'è questa tendenza proprio a colonizzare
lo vediamo in tutte le nostre città, anche nei comuni più piccoli dell'Interland. Siamo a Serenio, in via Milano numero 3, in questo sedicente centro culturale islamico c'è stato appunto un sopralluogo, una denuncia di Silvia Sardone, Alessandro Corbetta ed Edoardo Trezzi, quindi 3 esponenti importanti appunto del Carroccio che hanno effettivamente denunciato quanto accade all'interno di questo centro islamico molto ambiguo, insomma, dove ci sono chiaramente preghiere che non vengono da noi decifrate, quindi non sappiamo in questi sermoni esattamente cosa venga detto e soprattutto, insomma, possiamo solo vagamente immaginare gli insegnamenti che vengono impartiti soprattutto ai più giovani, ai più piccoli. Vedendo poi queste bambine velate completamente coperte, è veramente un dolore al cuore. Sopralluogo appunto in uno dei luoghi che maggiormente, insomma, destano anche giustamente la preoccupazione dei cittadini, ennesima moschea abusiva nel nostro territorio, dice Silvia Sardone, e fa eco ovviamente Alessandro Corbetta, che dice le moschee abusive vanno semplicemente chiuse, né più e né meno, anche perché in Italia, lo sappiamo, il diritto comunque alla preghiera viene assolutamente garantito, di conseguenza non stiamo parlando di dittatura, semplicemente di maggiore attenzione proprio a fronte, insomma, dei discorsi riguardanti la sicurezza e purtroppo le reali minacce per quanto riguarda anche il fronte terrorismo. Sempre Silvia Sardone da Bruxelles ci parla di un altro fenomeno molto preoccupante che presumibilmente si estenderà anche in Italia, ovvero quello dei negozi che vendono accessori islamici, insomma, ovviamente dedicati e indirizzati alle più piccole, alle bambine, quindi bambine velate. Denuncia molto forte con tanto di video, immagini, quindi abbiamo visto appunto Silvia Sardone a Molenbeek, sappiamo essere insomma uno dei luoghi sensibili della città, dove praticamente non sembra neanche di essere in Europa. Lei giustamente dice sembra di essere in una città del Medio Oriente o addirittura del Nord Africa, non sembra più di vivere in Occidente, perché vediamo questi negozi con questi manichini di bambine piccolissime completamente bardate, coperte, giusto la fessura per gli occhi, ma pochissima roba, come si suol dire. Molto preoccupante, perché questi negozi stanno proliferando, stanno aumentando in maniera esponenziale e soprattutto perché chiaramente vanno a inficiare quelli che sono i nostri valori occidentali, quelli della libertà, quelli del rispetto, dell'autodeterminazione. Poi chiaramente crescendo, se una bambina, una donna decide di coprirsi completamente il viso, è una sua scelta, ma preservare i bambini, lo diciamo sempre in qualsivoglia ambito di discorso, è assolutamente prioritario. In chiusura, altra notizia di cronaca, torniamo in Toscana, un'aggressione sul treno, capotreno che viene malmenato brutalmente, gli viene rotto un dito, treno regionale Lucca Piazza al Cerchio, aggressione a Castelnuovo di Garfagnana, un 28enne nigeriano aggredisce e viene giustamente accusato di resistenza e lesione a pubblico ufficiale, perché ovviamente viaggiava senza il biglietto regolare e quindi ben pensa di aggredire il capotreno, perché giustamente, Sammy, questa è la prassi. Se tu sei d'accordo, insomma, così funziona: viaggi da irregolare su un treno, non paghi il biglietto e aggredisci il controllore. Nell'Italia nella quale stiamo vivendo attualmente pare che questa effettivamente sia un po' la norma, purtroppo. Le cronache Maranza non mancano mai quando prende in mano il microfono lei, Chiara Soldani, che trovate facilmente in giro. Col cavolo, non si fa proprio trovare, bisogna cercarla con attenzione su Instagram. Cosa bisogna scrivere? Ripetiamolo. Allora, proviamo a ripetere, Sammy. Chiara con la K, S-O-U-L, tutto attaccato, dovreste trovarmi, ma tanto ogni tanto io ti taggo, ti rompo le scatole, quindi chi segue Sammy può facilmente trovarmi. Provate, perché anche taggare il Sammy ultimamente non sempre funziona. Cercano di bloccarti in tutti i modi. Non so se l'hai capito, Chiara. Va bene. Miss Censura, Sammy, capisci che questo è un titolo del quale mi fregio, onestamente. Assolutamente sì, noi ci nuotiamo nella censura, ma riusciamo sempre a salvarci. Grazie Chiara, buon lavoro. Grazie a te, Sammy, un abbraccio e un saluto a tutti voi. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
tanto non la trovate su Instagram, e allora cercatela su leggifuoco.it o in versione cartacea Fuoco. Matteo Salvini arriva alla festa nazionale della Lega Lombarda, segnate in calendario domenica 23 novembre alle 17, confermato l'intervento di Matteo Salvini a Castelcovati, Brescia. In quel weekend c'è la festa nazionale della Lega Lombarda. Tra parentesi, guarda un po', arriva anche Romeo. La cucina è aperta tutte le sere a partire dalle ore 19, 21, 22, 23 novembre, festa nazionale della Lega Lombarda. Castelcovati, Brescia, centro sportivo via Aldo Moro. Arriva anche il capo della Lega Lombarda, ma attenzione, arriveranno veramente tutti a questo evento. Questa sera, per chi è in zona, questa sera venerdì 24, quanto ne abbiamo oggi? 42 novembre, 14 novembre, qui in Bellerio c'è un appuntamento sull'informazione, una serata formativa dedicata alla comunicazione. Questa sera, venerdì 14, via Bellerio 41, ore 20:30, soprattutto i giovani sono invitati. Mentre la cena provinciale di sabato 29 novembre sarà a Chiuduno, solo su prenotazione, via Martiri della Libertà, festa della Lega provinciale. Chiuduno, la cena provinciale, che immagino sia anche quella di Natale, ma chi lo sa. Remigrazione, unica soluzione, è appuntamento piccante questo, ma non posso non darvelo, anche perché tra gli invitati c'è un certo Max Ferrari, ex direttore di Telepadania. Questa sera, ore 18, lo dico a bassa voce perché puntualmente poi ci sarà qualcuno che non vuole che si parli di remigrazione, unica soluzione. Questa sera, ore 18, via Maiocchi 28, Milano, ok? Ne parleremo con Marco Mantovani del team Vannacci 23 ottobre, Max Ferrari, giornalista, Nayat Tantowi, Associazione Integrazione Attiva, modera Fabrizio Fratus, sociologo, con la partecipazione straordinaria del professore di geopolitica Alexandre Del Valle. Questa sera, ore 18, presso Edizioni Ritter, via Maiocchi 28, Milano. Non ho detto niente. Se dici ste cose, ragazzi miei, Sammy Varin, ti vai a cacciare nei casini. Domani, sabato 15 novembre, raccolta firme, tesseramento con la Lega, ma anche semplicemente se avete voglia di fare due chiacchiere su Milano. Domani sabato, Piazzale Lagosta Garigliano dalle 9 a mezzogiorno, Piazza Fratini dalle 10 alle 13, Piazza Udine dalle 15 alle 18. Avvicinatevi al gazebo della Lega, soprattutto per parlare del prossimo sindaco di Milano, Sarebbe decisamente ora di farci sentire. Mi fermo? Sì che mi fermo, certo. C'ho questo appuntamento, ma per sabato 22 novembre c'è tempo, ne parliamo di ferite invisibili. Riconoscere, prevenire, agire, violenza di genere, alle 18 della sala consigliare al comune di Sarzana, provincia della Spezia, con Simonetta Matone, Anna Maria Bernardini De Pace, Stefania Pucciarelli, moderazione di Oara Borselli, ne parliamo ancora. Sabato 22 novembre alle 18, sala consigliare comune di Sarzana. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Cari amici, care amiche, cari tutti di Radio Libertà. La Leti, sono Alberto Acerbis, non sto ogni volta a presentarmi perché sennò non finisce più, non è neanche giusto, mi conoscete. La Leti, nostra confezione di Natale, che poi si chiama Letizia, però in confidenza la chiamiamo la Leti. La Leti è straordinaria. Quando uno la apre, la Letizia, la prima cosa che vede non è lo zampone, come si chiama, le lenticchie, le caramelle, no,
No. La prima cosa che si vede nell'aprire Letizia è una poesia in pergamena che parla dell'amicizia. Sentimento nobile. Quindi cosa succede? Vi ricordate quando eravate più piccolini? Spero che succeda ancora, lo spero vivamente che succeda ancora. Prendi il più piccolino della compagnia Natale, mettilo sul tavolo, leggi la poesia e lì uno dice: cavolo, chi ha avuto questa idea? Perché un diamante, se non ha dentro il cuore, se non c'ha la poesia, è un pezzo di vetro. È meglio un fiore di campo dato col cuore. Letizia nasce così. Poi trovate l'olio Acerbis, qua imbottigliamo sul lago di Garda, che non si trova nei supermercati, una delizia, una cosa pazzesca. Poi trovate le 3 specialità gastronomiche, poi trovate il pandorato da 1 chilo, lievito madre, 48 ore di lievitazione incartato a mano, bellissimo. Non vi dico il resto perché è una sorpresa. E poi c'è 3 specialità gastronomiche, insomma, 59 euro, chiamate 030 68 44 08 oppure olioacerbis.com. La Leti vi aspetta. Ciao. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Che come Parigi ginger sopra il mio viso, sono lettere vulcani che spaventano i miei mostri ancora vivi. Amore, tieni tanti depressivi 2-3 volte al giorno, poi domani si vedrà. Amore mio, ti chiedi perché vivi. Tranquillo, buonanotte, va così. Se fosse niente, non sai se mente. Sarebbe bello poi risalire, vedere il mare senza più pareti. Se cielo sopra Parigi, giro gli occhi per non piangere su, senza fiato, mi manchi come l'aria in un attacco di panico. Amore, togli gli antidepressivi, andiamo a fare un viaggio, poi domani si vedrà. Amore mio, ti chiedi perché vivi. Sciogliti su di me che tanto peggio non andrà. Se fosse niente, non sai se mente. Sarebbe bello poi risalire, vedere il mare senza più pareti. Puoi risalire, vedere il mare senza più pareti. Se fosse niente. Ricordiamolo, i nostri intermezzi musicali non sono mai scontati. Noi non trasmettiamo la musica che le altre radio trasmettono. Sappiatelo, se mandiamo in onda un pezzo,
Fate fatica a trovarlo su altre radio, perché è musica indipendente, perché sono artisti indipendenti, piccole produzioni che però hanno molto spesso un valore gigantescamente maggiore rispetto ai soliti nomi. Abbiamo con noi Sophie LaRouge. Ciao Sofia! Ciao, buongiorno. E cavolo ragazzi, allora basta guardarti in foto rossa e quindi è tutto semplice. Sophie Sì. LaRouge rossa, come io sono Sammy il ciccione, perché sono un po' o il pelato, ecco, perché ho pochi capelli, ecco. Sophie LaRouge la riconoscete certamente dalla capigliatura rossa, scritta Sopie con il PH, Sopie LaRouge, perché qui bisogna parlare chiaro, se no uno non ti trova. In realtà è Sofia Fiorindo, giusto? Esattamente, sì. Beccata. E il pezzo, non pensate che sia il solito pezzo che si intitola Mi manchi, se no, il pezzo si intitola Manchi mi. Ok? Quindi state già comprendendo che Sofia LaRouge non è la solita ragazza che canta, che perché no, ha pensato in modo particolare questa canzone, perché non è una canzone qualunque, è una canzone intima e anche necessaria. Intima e necessaria. A questo punto io mi fermo. Sofia, tocca a te spiegare questo pezzo, se qualcuno non l'avesse compreso, e poi magari ve lo andate a riascoltare su YouTube, su Spotify. Manchi mi di Sophie LaRouge. Perché questa canzone, Sofia? Allora, questa canzone è nata da una necessità, appunto, come dicevo, e io volevo parlare della depressione, però da un punto di vista diverso, perché solitamente quando una persona è depressa e magari scrive la depressione dal suo punto di vista, perché magari lui o lei la sta provando. Invece in questo caso ne parla una persona che sta a fianco della persona che poi è caduta appunto in depressione, e soprattutto il fatto che la persona che scrive in questo caso ha conosciuto la persona senza depressione e poi ci è caduta dentro, quindi c'è tutto quanto un contesto in cui chi scrive vuole aiutare quella persona, però ovviamente non è una cosa semplice, ecco. E infatti il discorso di Manchi mi invertito, all'inizio appunto il titolo l'avevo pensato come Mi manchi, però non era da me, ecco, e non mi sentivo proprio rappresentata per niente, e quindi invertendo le parole dava quel senso di errore grammaticale, sai, oppure come parlano un po' i bambini, che magari ti invertono un po' le parole, ti parlano un po' così. E da lì è nato proprio questo titolo, proprio per dare quel senso di perdita anche mentale di chi cerca di aiutare qualcuno che appunto è depresso, soprattutto se queste due persone si vogliono tanto bene, ecco. Ed è una cosa molto importante che viviamo in tanti, a volte in prima persona, a volte appunto è un amico, un familiare, una persona a cui vuoi molto bene e che quasi non riconosci più, e quindi manchi me, nel senso che mi manca quella parte di te che non c'è più, ovvero c'è ancora, ma è stata rinchiusa in un cassetto, a volte per poco tempo, perché si riesce tranquillamente a superare questo problema, ma ci vuole tanta pazienza, ci vuole tanta amicizia, ci vuole a volte una motivazione o un motivatore o un qualche cosa che accenda una nuova speranza nella tua vita. Sembra una scemenza, ma a volte anche una canzone può fare miracoli, un artista e voi artisti indipendenti molto spesso
ci vedete molto meglio di chi invece ha dei grossi problemi di vista come i grandi attori, cantanti famosi e che fanno le solite canzoncine impacchettate a cui non frega niente a nessuno, ma che alla fine le compriamo, le scarichiamo, le ascoltiamo, perché le sentono tutti e quindi i vostri sono piccoli tesori, a volte rivolti per una piccola parte di italiani, perché non vengono a sapere in molti purtroppo delle vostre canzoni se non girano su Radio Italia, su Radio DJ, sulla Rai, eccetera, eccetera, ma quelli che sentono la vostra musica sentono un sapore diverso, sentono una genuinità diversa. Ed è per questo che pubblicizziamo solo artisti indipendenti su queste frequenze, come Sophie La Rouge, Sofie con il PH, La Rouge, la canzone Monkey Me, da riascoltare con attenzione, da Piove di Sacco in provincia di Padova, tipettina comunque da seguire, anche perché oltre a questo pezzo sulla depressione ha fatto altre canzoni che vanno andate ad ascoltare. Una si chiama Nebbia alcolica, un'altra si chiama Mistress, un'altra Sara Lanè, diciamo che sei una tipa che non se le fa dire, le dice le cose, Sofia? Sì. Sì, è proprio una mia caratteristica anche nella vita reale, te lo assicuro. Allora sei di casa. Sofia, scappa di casa, ci vieni a trovare qui a Milano, via Bellerio, zona Afori. Ma volentieri. Quando passi da Milano ci avvisi, perché noi ci chiamiamo, guarda caso, Radio Libertà, e quindi qui puoi essere libera, guarda, ti metti qua di fianco a me, fai la trasmissione con me, a un certo punto io mi alzo, vado via e la lascio fare a te. Proviamo? Okay. Dai. Sarebbe bello, sì, sarebbe bellissimo. Quando vuoi. Sophie La Rouge, dove ti troviamo? Bisogna scrivere proprio così, Sophie La Rouge, giusto? Sì, esatto, è scritto in francese, ecco, quindi perché appunto il mio nome reale sarebbe Sofia, però hanno cominciato a chiamarmi Sophie e è partito tutto dalla mia titolare di lavoro proprio, e lei tuttora mi chiama Sophie e quindi mi è rimasto questo soprannome e quindi è andato tutto verso il francese, ecco. Bello. Quindi è proprio Sophie La Rouge. Bello, 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 assolutamente. Chiaro che io che mi intendo di capelli voglio sapere, ma capelli proprio sono rossi tuoi o gli dai una colorazione per essere ancora più belli? Allora, i miei sono rossi di natura, però è più un ramato un po' più tendente al biondo, ecco, però li accendo un pelino, però non una cosa eccessiva, uso solo cose naturali, nulla di che. Per sapere. È proprio una Anch'io. piccola spintarella. Sì, no, anch'io e Simone diamo quella spintarellina, no? Però siamo belli lo stesso. Grazie a Sophie La Rouge, buona musica, ciao! Grazie a voi, arrivederci. Ciao. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. E grazie naturalmente a chi ci sostiene, a chi avvicinandosi il Natale ha un pensiero verso di noi, va sul sito radiolibertà.net, si legge le ultime notizie, i nostri commenti alle notizie che sono fortissimi e perché no, magari decide di aiutare la nostra radio con un contributo volontario. Ma attenzione, io avvicinandosi il Natale voglio pompare anche chi fa musica indipendente, ma anche produce libri indipendenti. C'è un sottobosco di autori profumatissimo. Non vorrete mica regalare per Natale il solito libro di Bruno Vespa, dai! Volete fare un regalo assolutamente originale con la certezza che quella persona non abbia mai sentito nominare quell'autore e soprattutto che quell'autore ha scritto una cosa molto originale eppure di attualità?
Signore e signori, vi presento Dario Morandi. Ciao Dario! Ciao Sammy e un saluto a tutti gli ascoltatori, grazie per avermi invitato. E che? Tu hai bussato e io ti ho aperto, perché Dario Morandi, se non erro, adesso vado a memoria, mi avevi forse scritto un WhatsApp o su Facebook, è possibile? Il primo contatto l'ho cercato su Messenger e poi mi avete detto di contattarti direttamente su WhatsApp e così ho fatto. Bene, così che si fa, lo dico per chi semplicemente vuole partire da zero. Allora c'è chi scrive un WhatsApp al 3406709 che è il WhatsApp della diretta, c'è chi cerca, sbircia, trova Radio Libertà su Facebook, su Instagram, su X, e giustamente ci scrive: uè, sono un artista, un autore indipendente, ho scritto questo libro, faccio questa cosa, dico quella cosa, perché oggigiorno anche chi ha il coraggio di parlare è da premiare, potete darmi spazio. Noi ragazzi con tanta pazienza, ma cerchiamo di dare spazio a tutti, perché chiamiamoci Radio Libertà, abbiamo detto un po' di anni fa, e è un mestieraccio, come si dice, è un lavoraccio, ma è bellissimo perché sentiamo voci che non girano sulle altre radio, perché non fanno il business, non assicurano il business importante. Dario Morandi è uno di questi, perché ha scritto anche un libro molto originale che si chiama Il Quinto Comandamento. Chi ci guarda in radiovisione sta vedendo la copertina. Lui è stato un vorace lettore di libri da più giovane, poi dal 2018 è passato a essere autore, e in questo libro, Il Quinto Comandamento, ragazzi, parla praticamente di una cosa molto attuale, e cioè è un desiderio che avremmo tutti quanti, ma che poi potrebbe ritorcersi contro di noi. Allora, cosa accadrebbe se l'umanità fosse costretta a smettere di uccidere? Ragazzi, provate a pensarci un attimo. Praticamente succederebbe che ogni arma si disattiverebbe all'improvviso, non si potrebbe più sparare, non si potrebbe più uccidere, fare del male, la violenza diventerebbe fisicamente impossibile. Guarda che è un sogno fantastico, devo dire, ma nel tuo romanzo Il Quinto Comandamento e tutta questa cosa potrebbe essere ancora più pericolosa della guerra. E qua io mi fermo, perché ragazzi siamo assolutamente sull'attualità, un pensiero che avremmo tutti quanti noi è che finissero le guerre, ma nel tuo libro succede altro. Spiegaci, ma naturalmente devi dire quel poco che basta, perché dobbiamo invogliare i nostri ascoltatori poi a prendere il computer, andare su Amazon e a ordinarlo. Dario Morandi. Certo, allora chi ha qualche reminiscenza, qualche memoria del catechismo si ricorderà che il quinto comandamento dei 10 famosi è non uccidere, e infatti quello che accade in questo romanzo è che a un certo punto, per un motivo che non posso spoilerare ovviamente subito adesso in questa sede, tutte le armi smettono a un certo punto di funzionare quando vengono usate con l'intento di recare danno o uccidere qualcuno. Ovviamente questo sembra un sogno realizzato, perché chi è che non ama la pace? Però in un mondo duale come quello nostro ci sono anche tante persone che non apprezzano questo tipo di situazione, perché viene sconvolto tutto l'apparato sociale umano, a partire banalmente anche dall'alimentazione, perché chiaramente si fermano gli allevamenti intensivi, si blocca tutto praticamente, quindi l'umanità si ritrova a dover far fronte a questa nuova situazione e doversi un po' reinventare. Il problema è che diverse ricerche indicherebbero che questo fenomeno non è definitivo, a un certo punto potrebbe anche interrompersi, e di questa situazione potrebbero approfittarsene
diciamo magari dei paesi o degli stati poco amichevoli, e quindi c'è molta preoccupazione e parte una spedizione di un gruppo praticamente di esperti per cercare di capire chi è che ha determinato questa situazione così incredibile e come poterla risolvere. Ora, io devo dirti che l'ispirazione per questo romanzo io l'ho avuta perché personalmente io seguo un'alimentazione 100% vegetale da 22 anni ormai, però siccome sono anche un po' un esperto di comunicazione, io lavoro come copywriter e ghostwriter, ho sempre visto con poca simpatia l'azione di certi gruppi vegani, perché secondo me, pur sposandone gli intenti, perché è una scelta di vita che ho fatto pure io, dubito che il loro approccio, il loro modo possa determinare dei risultati concreti, se non addirittura il contrario. Insomma, ci sono secondo me degli errori di comunicazione di fondo che commettono. Però io sposo la causa, perché fai conto che agli inizi degli anni 70 si consumava mediamente 25 kg di carne all'anno. Oggi è più che triplicato il consumo, l'80 kg all'anno. E questo è un problema non solo per la salute o per gli animali, ma anche per l'ambiente, si sa benissimo. E allora io cerco di usare quei trucchetti che Hollywood, per esempio, usa da anni. Cioè con una storia di puro intrattenimento, anche divertente, che è piacevole da leggere, però ti butto lì tra una riga e l'altra anche piccole pillole di consapevolezza e di informazione che possono accendere un po' la scintilla, la lampadina. Quindi questo è il mio scopo. Far divertire, come guardare un film, come guardare Matrix, però dopo, quando si esce dal cinema o quando si chiude il libro, dire però sai che c'è? Forse quasi quasi questa cosa la posso anche cominciare a considerare. Capite come intrippa questo libro? Il quinto comandamento di Dario Morandi. Cioè leggi e quando meno te l'aspetti, che ne so, ti viene fuori la pubblicità, mangia anche tu le cavallette, sono molto buone. No, scherzi a parte, tu sei pro cavallette, quindi grilli, cavallette sì, oppure lasciamo stare, meglio essere solo vegetariani e basta? No, io personalmente ho fatto una scelta che è 100% plant-based, quindi neanche grilli, cavallette, insetti di nessuna specie. Tra l'altro poi, rispetto a quando ho iniziato io, oggi in internet, se uno vuole anche soddisfare il palato, c'è un universo intero di cose goduriosissime, quindi anche da quel punto di vista non si rimane delusi. E devo dirti però che in realtà io poi non sono un talebano, nel senso che è proprio il modo in cui ci si procura quel tipo di alimenti che a me non piace, perché non ho nulla contro per esempio le popolazioni più primitive, quelle che vengono definite tecnicamente raccoglitori cacciatori, però lì c'è tutto un equilibrio, c'è tutto un sistema che non mette a repentaglio l'ambiente, come invece purtroppo spesso facciamo noi. Quindi secondo me, se io anche già col mio libro riuscissi a invitare il lettore a passare da 6 giorni alla settimana a 3 di consumo di alimenti animali, per me già sarebbe un grandissimo successo. Signori, io mi offro, ma cosa si vince? Beh, si vince qualcosa, chiaramente. No, si vince in salute e anche nell'idea di non uccidere nessuna vita. Penso che sia anche quella una soddisfazione, oltre a non inquinare tante situazioni, e poi anche per la salute. Signori, qui è arrivato il momento. Anche... scusami. Vai. No, si vince anche banalmente il fatto di passare delle ore lieti in compagnia di una storia che comunque mi hanno già detto che si legge come un film, quindi molto avvincente, dove c'è sempre il desiderio di voltare pagina per scoprire cosa succede nel capitolo successivo e fino all'ultima pagina. Quindi questo è un po' un punto d'orgoglio che porto sempre con molto piacere
e soddisfazione data la testimonianza dei miei lettori, ecco. La amiamo questa cosa e soprattutto ci piacciono le cose un po' diverse, non noiose, e questo libro intitolato Il Quinto Comandamento secondo me è un regalino di Natale molto originale. Allora, quindi basta scrivere su Amazon Il Quinto Comandamento Dario Morandi e tu salti fuori? Esattamente, sì. Meglio di così. Avete già pronto il regalo per il vostro papà, il vostro fidanzato, il vostro maritino, la vostra magliettina, ma magari la magliettina aspirante vegetariana fallita finora, e magari qui trovate uno spunto un po' diverso, ma soprattutto pacifisti, non pacifinti, pacifisti assolutamente. State attenti, perché anche la pace può essere pericolosa secondo il Dario Morandi. È un romanzo, chiaramente. Certo. Dario, complimenti veramente, sono contento di averti trovato e restiamo in contatto, perché qualcosa mi dice che tu hai molte robe da raccontare, Beh, assolutamente sì, e poi ho ascoltato con molto interesse anche l'intervista della tua ospite precedente e se posso permettermi, quando mi capiterà di passare per Milano farò un salto in via Bellerio a trovarvi. Oh, che domande! E io non te l'ho detto mica perché ho preferenze, ma semplicemente perché so che sei appena fuori mano. Dove ti trovi? Io mi trovo da 2 anni e mezzo alle Canarie, sono diciamo un cervello in fuga, ma per motivi puramente meteorologici, nel senso che io non ho mai amato particolarmente il freddo e quando ho avuto la possibilità sono venuto da queste parti, ma giusto perché proprio amo il caldo, il mare, il sole, e qui ho trovato queste cose. Uno pensa alle tasse, eccetera. No, è perché non vuole il freddo, nostro ascoltatore. Dario, assolutamente buona scelta, non sei stato l'unico, abbiamo molti ascoltatori da quelle parti che ci seguono tramite internet o con l'applicazione, quindi ben venga, e certo trovi anche una bella ispirazione per scrivere nuovi libri. Grazie. Dario Morandi, Il Quinto Comandamento. Alla prossima, Dario. Ciao. Alla prossima, buona continuazione. Ciao e ciao a tutti. Grazie a questi artisti indipendenti che ci regalano qualcosa di diverso. A proposito di artisti indipendenti, tra poco arriva Francesco Caprini con la sua musica indipendente e io ritorno domenica alle 12:30 con il Magna Magna e il meglio della settimana, e poi naturalmente lunedì alle 7:30. Grazie a tutti voi registi, Simone, Francesco, Simone 2, Natalia che arriva tra un'ora, che ci date modo di andare in onda. Buon weekend. Avete ascoltato